Prove di terremoto all'Istituto Valboite di Cortina d'Ampezzo. Allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Anche questa volta l'esercitazione è andata bene e gli studenti coinvolti nel Tour 2024 Scuola Sicura Veneto si sono potuti confrontare con un format ideato per accrescere l'importanza dell'autoprotezione e per diffondere fra i giovani la cultura della protezione civile. Sono convinto che la cultura della sicurezza passi attraverso le scuole. L'obiettivo è realizzare un'esercitazione di protezione civile, in questo caso è stato simulato un terremoto con l'arrivo dei soccorritori, tutte le procedure, quindi le verifiche delle procedure, ma anche con il coinvolgimento dei ragazzi da veri protagonisti. Scuola Sicura compie 9 anni ed è un'iniziativa apprezzata soprattutto dagli studenti, la cui partecipazione attiva è fondamentale per testare e diffondere, magari anche in famiglia, le buone pratiche dell'emergenza. Un'iniziativa che ritengo importante e sulla quale vedo che stanno iniziando anche iniziative delle singole scuole, dei singoli comuni, e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che siamo sulla strada giusta. Sotto la guida tecnica del personale della Protezione Civile regionale, insieme ai Vigili del Fuoco, alle forze di polizia, ai sanitari e ai gruppi locali di protezione civile, gli studenti del Valboite hanno analizzato le azioni compiute durante l'esercitazione. Momento spettacolare, l'arrivo e l'atterraggio dell'elicottero del SUEM 118 per una simulazione di soccorso. La mattinata si è conclusa con la consegna ai ragazzi di un volumetto in cui sono custodite le principali regole e i rischi da conoscere, assieme ai riferimenti locali di protezione civile.